Buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui presenti alla terza serata della 23esima settimana sociale Diocesi di Vittorio Veneto, qua a Oderzo. La pace sia con tutti voi, è l'augurio che ci facciamo e ripetiamo questa sera e è il tema, no, di questa settimana sociale. Lunedì si è iniziato con la riflessione assieme a Piero Schiavazzi e a Monsignor Luigi Renna, il ruolo della Chiesa nei tempi, no? Nella storia rispetto alla pace. Mercoledì a Vittorio Veneto con Pasquale Ferrara, Mirko Sossai, abbiamo avuto modo di entrare sul tema della pace in termini di analisi politica, no? Nella realtà, nella complessità della realtà, ci hanno aiutato ad approfondire i significati della costruzione di pace, le difficoltà, gli ostacoli e ciò che permette o non sta ancora permettendo che nei luoghi di guerra una costruzione di una vita migliore sia possibile. Arriviamo alla serata di oggi, una responsabilità di tutti, la Chiesa, la parte politica, tutti noi. E quindi la pace vista come il nostro desiderio, non solo individuale, ma anche comune, collettivo, e sentendoci assieme nella vita quotidiana. Cosa significa costruire la pace? Cosa significa riflettere su questi temi? Lo faremo a breve con degli ospiti locali e anche da fuori. E prima però chiedo a Monsignor il Vescovo Riccardo se vuole fare un saluto. Grazie. Un saluto senz'altro al relatore e a quanti anche poi dei giovani parteciperanno alla sera. Pensavo, riflettendo sul tema responsabilità di tutti, a volte si pensa che la responsabilità sia un peso e può anche esserlo. Però io la vedo più come una spinta a camminare, come un invito a camminare, a muoversi. E questo può aiutarci a vivere anche la responsabilità non sentendoci oppressi da un compito che sembra sproporzionato rispetto alla realtà, ma a essere messi in movimento. E anche questi incontri, quello che abbiamo vissuto lunedì e mercoledì, credo ci possono mettere in movimento anche come Chiesa di Vittorio Veneto, che è già da tempo in movimento, ma che può continuare a esserlo proprio cercando di vivere qui rapporti di pace, ma anche di contribuire allargando lo sguardo a una pace che è responsabilità, compito di tutti. Quando sono arrivato, un anno fa più o meno, ho ricevuto la nomina a vescovo e subito dopo la nomina ti chiedono ma hai un motto, qualcosa. Ecco, per me è stato abbastanza spontaneo mettere come motto ipse est pax nostra, egli è la nostra pace, perché come ho detto in altre occasioni non dobbiamo inventarla o cercarla chissà dove. La pace c'è, è una persona, è una presenza, si tratta di camminare con questa persona, con questa presenza. Quindi buona serata e grazie. Questa sera ci ospita, siamo qui ospiti e ringraziamo il direttore del Brandolini Don Massimo Rocchi per l'ospitalità in questo storico collegio dei padri Giuseppini del Murialdo. Grazie davvero. Chiedo a Don Massimo se vuole fare un saluto veloce. Grazie. Grazie a voi di essere qui in questo istituto che nasce nel 1899 da
un vescovo della diocesi di cui prende il nome, Monsignor Brandolini, il quale era andato, vescovi storici, era andato a Venezia, ha visto il primo patronato a Venezia dei Giuseppini e ha detto: vogliamo fare questa attività per i ragazzi anche in diocesi di Oderzo, e con la collaborazione del parroco di questa parrocchia di Oderzo, Monsignor Moretti, dico bene Don Pierpaolo, è nato questo progetto che aveva coinvolto innanzitutto una casetta che era lì più o meno dove c'è l'ingresso, poi alla fine dell'Ottocento c'era tutta quest'ala che è l'ala storica dell'istituto, che ha superato 2 guerre mondiali, quindi l'occupazione austro-ungarica con tutto quello che conosciamo di questo territorio e poi l'occupazione con una pagina anche tragica della Seconda Guerra Mondiale che si trova ancora sui libri di storia. Attualmente sono 1000 allievi. Questa è la sala che noi usiamo per le conferenze diciamo così scolastiche, le conferenze pedagogiche ma anche catechetiche. Qui ci facciamo catechesi per i ragazzi e anche catechesi per le persone adulte, giovani e adulti, insieme in collaborazione con la parrocchia e con tutta la forania. Siamo lieti di ospitarvi questa sera anche per questa settimana sociale, per questa conferenza per la pace, sulla pace con cui tanto parliamo, ahimè, nel bene, perché speriamo che ritorni, e purtroppo con le cronache di questi ultimi anni con i ragazzi anche nella scuola. Buon ascolto a voi. Adesso incominciamo assieme questa serata. Io sono Andrea Conficoni. Buonasera a tutti, io sono Angie Diaz. E iniziamo con presentarvi il percorso che ci ha portato anche a questa serata, no? È un percorso chiaramente che ha coinvolto il comitato organizzatore in diversi incontri che ringraziamo a nome di tutti, però è un percorso che vuole parlare di questo tema assieme, no? E quindi promuovendo una riflessione pregressa sulla pace, sugli strumenti di costruzione della pace nella quotidianità. E adesso do la parola ad Angie perché spieghi cosa è stato fatto. Grazie, appunto io mi chiamo Angie e come Caritas faccio parte del comitato organizzatore e da 2 anni a questa parte, nell'ambito della settimana sociale, abbiamo pensato di coinvolgere alcuni studenti del territorio proprio per parlare in questa occasione appunto sul tema della pace. E questo percorso che abbiamo fatto con le scuole si inserisce nell'ambito della proposta La Carità va a scuola, che è un progetto che porta avanti la Caritas diocesana insieme all'ufficio missionario da diversi anni e che porta appunto nelle scuole laboratori con tematiche che riguardano la mondialità, nonché la pace, la cura del creato, eccetera. Quindi nell'ambito della settimana sociale abbiamo creato un percorso specifico partendo dall'esperienza del progetto La Carità va a scuola insieme ad alcuni collaboratori della settimana sociale, un po' per approfondire con 5 classi quello che vuol dire costruire la pace. Abbiamo coinvolto 2 classi quarte dell'Istituto Superiore Antonio Scarpa e 3 classi proprio del Collegio Brandolini che ci ospita, 3 classi terze del Brandolini e 2 classi quarte dello Scarpa. 5 classi, quindi per un totale di circa 100 studenti di diversi indirizzi. Avevamo studenti del liceo classico, del liceo scientifico, ma anche dell'indirizzo sportivo. Quindi ogni classe ha fatto una riflessione anche partendo dalla propria esperienza e da quelle che sono le proprie sensibilità. Cosa abbiamo fatto? Noi siamo partiti da chiedere ai ragazzi cosa vuol dire la pace. La pace intesa come relazioni quotidiane, come scelte anche di tipo economico e non solo come un contesto di conflitto o di guerra. Abbiamo fatto con questi studenti 2 o 3 incontri. Nel primo incontro abbiamo proposto un'attività di gioco di ruolo in cui loro facevano la parte
chi dell'Europa, chi degli Stati Uniti, chi dell'Africa, dell'Asia, eccetera. Quindi ha dovuto vivere in prima persona quello che vuol dire situazioni di svantaggio, relazioni politiche, conflitti e altre situazioni collegate allo sfruttamento delle risorse, delle persone e anche di quello che può essere una situazione di difficoltà in base a dove nasci e alle opportunità che questo comporta. Dopodiché abbiamo approfondito queste dinamiche mondiali con un tema specifico che è quello del coltan, cioè quel minerale molto raro che viene ricavato nelle miniere non solo del Congo, ma in particolar modo nel Congo con condizioni di lavoro di sfruttamento, e un minerale che viene usato, che è indispensabile per la costruzione dei nostri telefoni, ma in generale della tecnologia, nonché degli armamenti. E questo ci ha portato a parlare con i ragazzi di emozioni. Davanti a questa situazione e di queste dinamiche globali, noi cosa proviamo? E quello che hanno risposto i ragazzi è che si sentivano frustrati, impotenti, deboli, ma soprattutto ci ha colpiti che si sentivano complici di un sistema che riproduce disuguaglianze, complici dell'indifferenza e di meccanismi che senza saperlo, senza volerlo, continuano a riprodurre e alimentano sfruttamento e conflitti. Ma partendo proprio da quelle emozioni, abbiamo cercato di accompagnare i ragazzi a pensare a come potremmo agire e attivarci per cambiare in qualche modo questa situazione. E quindi abbiamo chiesto ai ragazzi cosa si potrebbe fare, loro cosa proponevano, cosa si sentivano di fare. Abbiamo proposto un lavoro in gruppi e abbiamo chiesto a loro di ragionare su 3 livelli, quindi di pensare ad un obiettivo che volevano raggiungere per fare del mondo un posto migliore, per costruire la pace. Hanno pensato a delle azioni a livello individuale, a livello di gruppo o di comunità e poi ad un livello più ampio di società, di paese o anche a livello internazionale. Abbiamo anche chiesto di autovalutarsi, cioè di dare un punteggio da 1 a 5 in base a quanto pensavano che quell'azione fosse efficace. E per fare questa autovalutazione abbiamo messo dei simbolini della pace che dovevano in qualche modo segnare da 1 a 5. E una ragazza del Brandolini proprio, quando ha spiegato il lavoro del suo gruppo, ha detto: noi non abbiamo barrato il simbolo della pace, noi abbiamo colorato questi simboli perché la pace va riempita. E questo ci ha colpito molto. Guardo qui la collega Mara che ha fatto insieme a noi i laboratori, perché si trattava proprio di questo, di chiedere ai ragazzi come si può costruire la pace, come si può riempire di significato questa parola. E dai ragazzi è emerso, da queste 5 classi, che la pace è informazione critica. Loro, ad esempio, ritengono molto importante poter capire quali sono le fonti di informazioni attendibili. Sono giovani che vivono molto seriamente il tema dell'online, per loro virtuale è reale, quindi non guardano tanto il telegiornale, non leggono il giornale, però si informano e ci tengono molto che quell'informazione sia affidabile. La pace come giustizia economica, quindi come ridurre gli sprechi, come prestare attenzione alle filiere, alla scelta che si fa quotidianamente in termini di abbigliamento, quindi tutto il tema del fast fashion, ma anche del cibo, il chilometro zero, il commercio equo solidale. Poi hanno parlato anche di pace come inclusione. Ad esempio i ragazzi dell'indirizzo sportivo
qui al Brandolini ci tenevano molto al tema dell'inclusione anche in ambito sportivo. Poi altri gruppi hanno parlato della pace come mobilitazione collettiva, le manifestazioni, le campagne, le azioni condivise, sia online che in presenza. E un ultimo, al liceo classico alcune ragazze hanno parlato di pace anche come equità di genere, un altro elemento molto importante che può contribuire significativamente a condizioni che possono favorire ambienti pacifici. Equità di genere e istruzione, ad esempio, un'altra cosa molto importante, l'importanza della scuola in tutto il mondo. Quindi poi siamo arrivati alla questione, la responsabilità della pace è di tutti. Quindi cosa possiamo fare insieme? Se dipende dal singolo ci sentiamo schiacciati, se dipende dalla politica si delega. E invece i ragazzi hanno proprio manifestato che sono importanti tutti e tre i livelli: l'azione individuale, l'azione di gruppo e l'azione politica più in generale. E proprio in questa votazione, in questa valutazione che abbiamo chiesto, è stato evidente come le azioni individuali sì sono importanti, ma sono ancora più importanti le azioni che si fanno insieme e le azioni che arrivano anche a livelli politici. Questa è una breve sintesi del percorso che abbiamo fatto, però dopo avremo anche la possibilità di ascoltare proprio da alcune degli studenti che hanno fatto questo percorso delle esperienze, una testimonianza. Benissimo, allora da questo sfondo iniziamo questa serata, no? Con le nostre tre ospiti che hanno partecipato, Matilde, Veronica e Elisa, benvenute. A breve avremo il piacere di sentirvi e lo vedete seduto qui a fianco Francesco Vignarca. Francesco è attualmente coordinatore della campagna della Rete Italiana Pace e Disarmo, realtà che raccoglie e coordina oltre 160 organizzazioni impegnate nella promozione della pace e nella costruzione di politiche non violente. Da oltre 20 anni è protagonista attivo nella società civile italiana, dedicando il suo impegno alla costruzione della pace e ai temi del disarmo umanitario. Il suo lavoro lo ha portato a essere partner della International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, una campagna che nel 2017 è stata insignita del premio Nobel, e Francesco era presente alla consegna del premio come rappresentanza dei movimenti italiani. Per il suo impegno ventennale in favore della pace e della non violenza, nel 2020 ha ricevuto il Premio Nazionale Non Violenza insieme a Sergio Bassoli, riconoscimento assegnato per aver saputo promuovere la pace, la giustizia e la cultura della non violenza in Italia. Ci sono diverse e numerose pubblicazioni da parte sua, ricordiamo Disarmo nucleare, Europa a mano armata, F-35, l'aereo più pazzo del mondo, eccetera. Assieme, nel dialogo con gli studenti, Francesco porterà la sua esperienza e per questo lo ringraziamo. Vorrei chiedere a Matilde, a Veronica e Elisa della quarta liceo classico dello Scarpa di venire qui per una condivisione di quelle che ritengono le esperienze significative che abbiamo vissuto in questi giorni.
innanzitutto grazie e chiedo a tutti e tre il vostro nome e qualcosa di questo percorso che vi ha colpito o comunque qualcosa che vi siete portati a casa. Buonasera, io sono Lisa e è stato un progetto, quello che abbiamo fatto a scuola con la Caritas, che ci ha permesso principalmente di sviscerare delle tematiche di cui sentiamo parlare spesso al telegiornale, sui social e così via, ma di cui in realtà non abbiamo una così grande consapevolezza. Quindi sicuramente ciò che mi porto a casa è una maggiore informazione, che poi è anche, come è stato spiegato prima, quello che è emerso nel nostro confronto finale. Ciò che spesso sentiamo mancante noi giovani è questa appunto informazione, avere delle notizie che siano affidabili. E quindi questo progetto ci ha permesso appunto di trovare una nuova informazione, di avere una nuova consapevolezza rispetto a queste tematiche così grandi anche e davanti alle quali spesso ci sentiamo quasi impotenti, ecco. E quindi un altro aspetto che mi è piaciuto moltissimo del progetto è stata la sua concretezza, il fatto che certo c'è stata una riflessione più, diciamo, teorica, ma dall'altra parte c'è stata la scelta appunto di scelte consapevoli, di azioni che possiamo effettivamente fare nel nostro concreto, nella nostra quotidianità e che possono stimolare e portare effettivamente alla pace e all'uguaglianza, insomma. Buonasera, io sono Veronica e noi siamo appunto in classe insieme e frequentiamo il liceo classico, la quarta. E anch'io, come è stato detto da Lisa, mi sento di dire che è stato un progetto molto bello e diciamo anche, oltre ad essere stato bello, è stato qualcosa di nuovo che appunto non spesso viene fatto nelle scuole. Infatti siamo anche stati felici di essere stati scelti, di essere stati tra le 5 classi scelte nel nostro territorio. E sicuramente da questo progetto mi porto a casa una grande consapevolezza, soprattutto nelle scelte personali, che diciamo è quelle da cui poi parte tutto, il nostro anche lavoro, anche il nostro impegno nel futuro, dalle scelte personali e che devono essere consapevoli all'informazione, che è molto importante anche verificare le fonti stesse della nostra informazione per poi anche creare dei luoghi, diciamo, di dibattito anche con altre figure, anche all'interno delle famiglie, all'interno tra i nostri compagni, tra i nostri amici, e quindi portare questo mondo che in piccolo abbiamo visto noi con la scuola anche all'esterno. E diciamo che appunto ci siamo affacciati ad una realtà molto anche di cui alle volte si cerca di saper poco, perché alle volte può anche far molto male, e diciamo che invece averla proprio affrontata a pieno, anche cercando di trovare noi per il nostro piccolo delle soluzioni, che però sicuramente possono essere anche già un passo per quello che sarà poi la soluzione effettiva, se ci sarà, è stato un percorso molto importante. E niente, quindi è stato un bel percorso e spero che possa essere anche fatto in futuro anche con altre classi, non solo con noi. Ecco. Buonasera a tutti, io sono Matilde e anch'io devo dire è stato un progetto molto stimolante, soprattutto proprio perché la pace ultimamente è un argomento molto caldo, una tematica molto dibattuta, e quindi toccare proprio con mano quella che è la realtà per costruire appunto una pace è stato davvero stimolante. Anche io vorrei dire, mi porto a casa diciamo una nuova consapevolezza riguardo alla tematica, perché abbiamo capito che la pace non si costruisce solo dall'alto, quindi non sono i grandi potenti di questo mondo che costruiranno la pace, ma parte tutto da noi, dalle nostre azioni quotidiane, dalle nostre scelte. Quindi sì, che la pace si costruisce dal basso e non solo con le ambascerie e tutte le questioni proprio politiche che ci sono ultimamente in questa società, ecco. Grazie davvero. Non so se avete una domanda magari per Francesco. Qualcosa che vorreste sapere, approfondire, se ce l'avete, se no ci pensate dopo. C'è tempo, esatto. Dopo.
Ok, grazie mille. Non vedo, ma chiedo se ci sono altri studenti presenti, insegnanti, perché anche gli insegnanti hanno partecipato a questo percorso e abbiamo invitato anche i genitori, quindi tutta la comunità scolastica a questa serata. Allora, a questo punto passerei alle domande, proprio partendo dal lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi. Abbiamo alcune domande per Francesco. I ragazzi hanno detto di sentirsi complici di un sistema appunto che produce disuguaglianze e conflitti. Come si può abitare questo sistema senza diventare complici passivi? Ci siamo? Posso andare? Allora, prima di tutto buonasera a tutte, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio il Vescovo, la Diocesi, anche Don Andrea con cui abbiamo fatto prima una bella chiacchierata, oltre che ovviamente a tutti voi per questa accoglienza. Penso che abbiate fatto quasi apposta per avere un'accoglienza calda a scegliere 3 ragazze che hanno 2 su 3 nomi delle mie figlie, quindi dovrò dire a Rebecca che mentre Matilde e Lisa sono state coperte, purtroppo Rebecca no, però ti possiamo battezzare, abbiamo vari preti con un altro nome. No, però a parte le battute è strano perché quasi 100%, quindi questo è positivo. È un modo anche per capire che davvero le domande ce le facciamo tutti e io non ho tutte le risposte. Io ho un'esperienza, porto degli esempi, porto delle situazioni, porto dei dati, perché, come ripeteva anche prima il Vescovo nella sua introduzione, siamo in cammino. Cioè, la pace non è una cosa statica. L'unica pace statica è quella eterna, ma quella ci pensiamo dopo, insomma. Finché siamo qua speriamo di costruire una pace umana, una pace che ci possa consentire di andare oltre quello che può essere invece una situazione di difficoltà. Allora io cercherò di dare 5 minuti a alcuni concetti, siamo in una scuola, bisogna pure fare una lezione in qualche modo, ma poi cercare di dialogare con voi anche sulla base delle domande, degli stimoli, su cose anche molto pratiche, molto operative. Il primo concetto è: cos'è la pace? Non è che dobbiamo scoprirla, è stato già detto anche prima, la pace c'è già, e l'essenza della pace, secondo noi, che è la non violenza, Mahatma Gandhi diceva che era antica come le montagne. Cioè non dobbiamo inventarci niente. Non dobbiamo fare riflessioni lunghe, pensose, per cercare di chissà che tirar fuori chissà che concetto. Pagine importanti sulla costruzione della pace sono state già scritte, con parole e con azioni. Noi dobbiamo trovare la formula per applicarle oggi, perché anche Papa Francesco parlava di artigiani della pace. L'artigiano è colui che non fa le cose sempre uguali, con lo stampino, no? Industrialmente, ma che le crea ogni volta, le adatta ogni volta, le sistema ogni volta. Questo è il nostro compito, incarnare nella storia una pace che è un concetto, se vogliamo, anche che è trascendente. Quindi questo è il primo elemento ed è fondamentale. Noi come approccio, come rete, come campagna e come organizzazione abbiamo quello della pace positiva. Attenzione, non positivo dal punto di vista morale, buono, bello, positivo dal punto di vista definitorio. Dovrete perdonarmi se stasera sarò ogni tanto un po' duro e secco nelle definizioni, ma io ho una formazione scientifica, sono un fisico, sono un astrofisico, quindi per me l'inquadramento dei dettagli, degli assiomi è importante. Pace positiva significa che noi dobbiamo guardare a quello che c'è nella pace e non a quello che manca. Non dobbiamo liberarci ancora da quel costrutto retorico che purtroppo però diventa anche politico e continuativamente riproposto, della pace come assenza di guerra, della pace romana. I romani cosa facevano? Classiciste come voi. Chiudevano le porte del Tempio di Giano quando non c'era la guerra e dicevano allora c'è la pace. No, non è così. Gli studi sulla pace e sulla pace positiva ci dimostrano che è la presenza di diritti per tutte e tutti che porta alla pace, l'aumento della democrazia, la possibilità di sviluppare un proprio percorso di vita pienamente, avendo i propri diritti salvaguardati e potenziati. Questa è la pace ed è per forza allora una pace in divenire, in cammino.
perché oggi posso avere tutti i miei diritti a posto, ma domani magari non ce li ho. Oggi posso stare bene, essere in una situazione che non ha bisogno di un aiuto, domani ne ho. Il tema dell'inclusione che avete già detto, no? È fondamentale. Questo ci permette di ragionare in termini evolutivi, in termini di percorso. È fondamentale ragionare in termini di pace positiva, per 2 motivi. Il primo perché ci rende proattivi, ci rende capaci di muoverci. La non violenza cerca i conflitti, perché guardate che nessun non violento vi dirà mai che vogliamo un mondo senza conflitti. I conflitti esistono ed esisteranno sempre. Io ho una moglie e 3 figlie, avete presente i conflitti? Ma il punto è che se nella natura dell'uomo è essere conflittuali, ma banalmente perché ciascuno di noi vuole una cosa diversa, il punto che dobbiamo sviluppare, e questa è la pace, è come trasformare i conflitti in maniera non violenta, come rendere il conflitto una differenza che però non ci porta alla distruzione reciproca, ma ci fa trovare una strada per cui io con le mie idee, lui con le sue, ma stiamo tranquillamente nello stesso contesto e ci aiutiamo. Quindi questo è il primo elemento per cui è fondamentale andare a cercare i conflitti, quindi per cui si parla di pace positiva. Il secondo elemento che è cruciale nel concetto di pace positiva è che se la pace è presenza di diritti per tutti e tutti, deve avere per forza una declinazione collettiva e sociale, cioè la pace non è individualismo, me ne sto io in pace, fatemi stare in pace, brutto utilizzo della parola. O la pace è collettiva, è di tutti, o tutti si sentono bene, oppure non c'è pace. È prevaricazione. Come diceva Don Milani, ho imparato che il mio problema è uguale a quello degli altri. Sortirne tutti è la politica, sortirne da soli è avarizia. Ecco, il fatemi rimanere in pace è l'avarizia. È un'avarizia non solo concreta, ma anche spirituale, anche ideale, anche morale. Invece è il collettivo. Quindi pace positiva significa che per forza la devo affrontare in termini sociali collettivi. Non c'è altra strada. Il secondo elemento è che se io penso alla pace definita e declinata in maniera positiva, ogni azione può essere un'azione di pace, anche se io non mi occupo di armi, di guerre, di rifugiati. Faccio commercio equo, sto facendo pace. Faccio inclusione sociale, sto facendo pace. Curo l'ambiente del mio territorio, sto facendo pace. Gestisco le diatribe del mio condominio, sto facendo pace. E questo ci permette di essere tutti coinvolti, perché spesso e volentieri era passata ed è passata l'idea che di pace si occupano il movimento non violento, Pax Christi, la rete pace e disarmo, e gli altri chi se ne frega, tanto la pace è una cosa che viene dopo, è quasi un hobby di qualcuno che non sapendo proprio cosa fare e non volendo fare l'originale, come si dice, si occupa di pace. No. Nella scuola, nella famiglia, nelle parrocchie, nelle associazioni, nella collettività si può costruire pace, perché se c'è una pace positiva, che vuol dire che aumento i diritti per tutte e tutti, qualsiasi azione io faccio collettiva per arrivare in quel senso mi fa costruire la pace. Ed è come dicevano loro, forse Matilde alla fine, non è solo Trump, Putin, von der Leyen o chi per essi che fanno la pace. No, assolutamente no. Certo, quello è un ruolo della politica e lo vedremo anche. Però la pace è una scelta collettiva. Quindi il primo elemento per non sentirsi complici è sentirsi responsabili. Cioè siamo dentro tutti in un sistema. Non possiamo fare come nei primi secoli della cristianità gli eremiti, per cui sono fuori da tutto, basto a me stesso, a me stessa, e allora non mi interessa come va il mondo. Però quello è un po', in un certo senso, se declinato male, un tradimento dell'approccio collettivo, del salvarsi insieme. San Paolo diceva che siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Questo è il concetto. Cioè significa stare in un sistema, farsi carico anche del fatto che tutti noi abbiamo delle contraddizioni, delle problematiche, facciamo delle cose che probabilmente non sono perfettamente in una linea di pace positiva, ma se io me ne sento responsabile e non complice, prima di tutto mi scarico da un peso di, colpevolizzazione che magari non esiste, perché non ho così tanta, tra virgolette, colpa. Ma soprattutto se io ne sono responsabile in qualche modo, allora posso fare qualcosa per cambiarlo. Lo vedete nella vostra vita quotidianamente, ripeto, in famiglia, in parrocchia, in associazioni, in scuola. Quando le persone che fanno parte di un collettivo si sentono responsabili, cioè portano un pezzo degli oneri, degli onori e comunque della condivisione delle scelte di quel collettivo, a quel punto lavorano molto di più, fanno meglio, si sentono più parte di un percorso.
e non solo a trascinarsi, vabbè, fate voi, io sto dietro, quel che succede succede, non è colpa mia. E qui mi vengono in mente anche le parole di Don Primo Mazzolari: mi impegno io e non gli altri, tocca a me, sono io che devo fare il primo passo e quello degli altri verrà. Allora, questo è il primo esempio, però se lo decliniamo nell'aspetto della pace sia con voi, c'è questo elemento qua. Io ho sbirciato le domande, dopo posso già andare avanti, però così almeno riesco a fare un discorso. Qui nelle domande c'è una cosa molto interessante. Le azioni collettive sono state percepite dai ragazzi e dalle ragazze come più efficaci di quelle individuali. Come si passa all'impegno personale a un cambiamento politico reale? Benissimo. Guardate che questa è una cosa che io devo sforzarmi di segnalare e di sottolineare, e qui c'è già invece. Spesso e volentieri, soprattutto in certi percorsi associativi, diciamo, perché si è martellato molto su quell'aspetto in passato, e secondo me sbagliando un po' troppo, esagerando un po' troppo, c'è la percezione del sei tu che devi cambiare, sei tu che devi fare la cosa, sei tu che devi... Certo, quella è la responsabilità, nel senso che ciascuno di noi ha delle scelte da fare in coscienza, ma se poi quelle scelte non sono collettive, non servono a niente. Tu puoi essere quello che compra i vestiti migliori, fa solo le cose del commercio eco, si muove solo in bicicletta, ma non dare un contributo a una pace collettiva se queste cose non le declini in termini di scelta sociale. Siamo nella settimana sociale non per niente. Cioè, la scelta personale ci sta, la forza personale, morale, etica che ciascuno si dà è cruciale per fare delle cose, perché poi bisogna dare continuità, è difficile, c'è frustrazione, ma io la devo subito pensare in termini collettivi, in termini di quella parolaccia che anche voi avete scritto, politici. Anche questo è un errore che abbiamo fatto troppo spesso. Pensare che la politica fosse una cosa brutta, sporca, che non ci interessa, no, noi con la società civile, con l'azione civile facciamo tutto e basta, no. Il che non vuol dire per forza farsi eleggere o entrare in un partito, non è questo il punto. Ma il punto è che politica vuol dire gestione della cosa comune. E noi dobbiamo entrare nella gestione collettiva se vogliamo costruire una casa di pace. Quindi è quasi più importante un'azione collettiva che un'azione personale. Arrivo a questo paradosso che vi sembrerà magari dissonante rispetto a quanto è stato detto anche dalle nostre organizzazioni spesso e volentieri. In questo mi viene in mente tre elementi di documentazione, se vogliamo, che possono essere interessanti, soprattutto in un contesto come quello di una diocesi, della Chiesa Cattolica e di una settimana sociale. Noi a maggio dell'anno scorso abbiamo incontrato Papa Leone, che ha voluto incontrarci come movimenti sociali che avevano contribuito alla realizzazione dell'Arena di Pace e Disarmo di Verona con Papa Francesca un anno prima. E nel documento, che io poi ho commentato anche per la SIR, è interessante quello che dice il Papa, che dice l'importanza di raggiungere la pace attraverso gli esempi della non violenza come metodo e stile, cioè non solo una pace evocata, ma una pace costruita quotidianamente, che è esattamente quello che stavamo dicendo. Scelgo una direzione e poi il cammino lo devo fare quotidianamente. Voglio arrivare là, quando fate un viaggio dite voglio arrivare là, e poi preparate il viaggio, preparate la valigia, preparate il mezzo di trasporto e lo fate. Con azioni di politica non violenta e di preparazione delle istituzioni. E dice una frase che ribalta il vecchio si vis pacem parabellum dei Romani. Dice, se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace. Cioè, dei luoghi che istituzionalmente, strutturalmente costruiscono pace, non solo per caso una volta, che ci va bene, siamo tutti d'accordo, siamo in pace. No, ma che ci sia un'istituzione, cioè qualcosa che strutturalmente lavora in quel senso. Quindi questo è un ottimo esempio e chiede che ci siano nelle scuole, nelle parrocchie, nelle diocesi, scuole di pace e non violenza, azioni che educhino a questo percorso. Questo messaggio a me è sembrato molto la chiusura del cerchio rispetto a quanto Papa Francesco ha scritto per la Giornata Internazionale della Pace del 1 gennaio 2017. 2017 per me è un anno importantissimo perché nel luglio del 2017 otteniamo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari a livello delle Nazioni Unite, per il quale poi ci viene assegnato il già ricordato Premio Nobel per la Pace a ottobre. A novembre Papa Francesco convoca un simposio sul disarmo nucleare, lui è stato veramente un campione del disarmo nucleare. Vi invito anche ad andarvi a leggere quelli che sono stati i suoi discorsi a Hiroshima e Nagasaki quando ha visitato il Giappone, molto significativi. Non a caso lo Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede, è stato il primo paese a firmare e ratificare questo trattato.
è un po' facile, non c'ha il Parlamento lui, quindi voglio dire, col Parlamento è tutto un altro paio di maniche, monarchia assoluta, sono buoni tutti di firmare e ratificare, però è significativo, e che proprio in occasione di quel simposio del novembre 2017 ha cambiato la dottrina cattolica, che fino al 2017 prevedeva che era peccato usare le armi nucleari, e dal 2017, grazie a Papa Francesco, prevede che è peccato possedere le armi nucleari. C'è una non sottile differenza, posto che un gesuita le sottigliezze le sa cogliere bene bene. E nel 2017, appunto all'inizio dell'anno, Papa Francesco scrive un documento che si intitola La non violenza, stile di una politica per la pace, che è la summa di tutto questo. Cioè non c'è solo la pace evocata, ma essendo pace in terra agli uomini, e le donne aggiungo io, di buona volontà, devo avere uno stile politico, cioè una gestione istituzionale continuativa che si basa sulla non violenza. Anche lì, e chiudo questa prima parte di intervento, abbiamo un problema di definizione. Pace, come vi dicevo, deve essere in senso positivo e non negativo dal punto di vista definitorio, deve essere quindi qualcosa che c'è, che ci stimola a fare, e poi ci sono tutte le tecniche, i contenuti, e idem la non violenza. Non violenza purtroppo è una parola che non funziona bene da questo punto di vista, perché è un negativo, anche lì ti dice cosa non dovrebbe essere, tanto è vero che Aldo Capitini, il fondatore del movimento non violento in Italia, che ha importato l'idea della non violenza politica gandhiana anche nel nostro paese, ha premuto tanto affinché la parola non violenza fosse prima attaccata con un trattino e poi che il trattino sparisse, cioè è tutta una parola intera, perché in realtà quello che dovrebbe fare è tradurre un termine gandhiano, che anche lì Gandhi si è dovuto inventare. Il primo termine che lui utilizzava per questo modo, questo approccio, anche di azione diretta, perché Gandhi non stava lì sul suo lettino a far niente, era la himsa, che è un concetto anche induistico, che è legato al rifiuto di fare male, rifiuto della non violenza, rifiuto di fare male alle persone e agli esseri viventi. E lui poi si è creato un altro termine, che è satyagraha, che vuol dire la forza della verità. Perché dà un altro concetto, la forza vuol dire che la non violenza non è qualcosa di imbelle, io sto qua tranquillo, sono il pacioccone, io non sono per niente un pacioccone, per esempio, e questo è un problema, vabbè, lasciamo stare, ma c'è una forza, c'è un'azione, c'è qualcosa che tu vuoi dare davvero con volontà, e poi la forza della verità, perché il primo elemento, è stato anche ricordato nei riferimenti fatti dalle studentesse, è anche io devo capire cosa succede, devo sapere quello che succede, se no come faccio a muovermi? Poi c'è un altro che ha detto una domanda, che cos'è la verità, e lì è complicato rispondere, però al di là che non esiste una verità assoluta, che non siamo in grado noi di dare una verità assoluta, però la forza della verità vuol dire che io parto dagli elementi delle persone e quindi strutturo anche delle scelte collettive che poi devono diventare politiche e istituzionali in quel senso. Chiudo citando il terzo documento che vi sottolineo e che vi do come riferimento, che è recente, ed è proprio il documento della Conferenza Episcopale Italiana, che parla di una pace disarmata e disarmante, riecheggiando proprio le parole anche di Papa Leone dalla Loggia delle Benedizioni di San Pietro, appena eletto. Per me, che mi occupo di disarmo umanitario in particolare da tanto tempo, il disarmo è il meccanismo operativo per arrivare a una politica non violenta. Perché il disarmo, esattamente le scelte di disarmo, vanno nella doppia direzione, così come nel titolo di questo documento. Disarmata perché se io mi disarmo, sono io che sto partendo ad abbassare il livello del conflitto, a fare in modo che quel conflitto che c'è di differenza, di visioni, di ipotesi, di percorsi, non vada a strutturarsi in una violenza fisica diretta, posto che la violenza fisica è una delle 3 modalità di violenza. Violenza fisica diretta, questo negli studi della pace è la base, violenza fisica diretta, violenza culturale e violenza strutturale. Noi spesso siamo portati a guardare solo la violenza fisica diretta, ma la violenza culturale è altrettanto forte. Se tu sei discriminato per ragioni di sesso, razza, religione, abilità o non abilità, anche se nessuno ti sta picchiando, sei sottoposto a violenza. E idem la violenza strutturale, la violenza sistemica. Se tu sei in uno Stato, in un paese che non riconosce i tuoi diritti civili, i tuoi diritti politici, non ti fa parlare, non sei in pace, anche se nessuno in quel momento ti sta picchiando. Quindi il disarmo ti permette da un lato di abbassare immediatamente la febbre della
del conflitto che diventa armato e violento e diventa disarmante perché la pace è per forza una relazione, essendo una cosa collettiva, essendo una cosa positiva, e quindi tu dai immediatamente all'altro, all'altra, un segnale di non ostilità. Quindi per me, quindi anche in questo documento molto molto interessante, dicevo prima cena, avremmo potuto scriverlo noi, meglio che l'abbiano scritto i vescovi, però c'è una sanzionatura maggiore, però è importante partire da questi concetti ed è importante quindi ragionare in questi termini. Da questo quadro, che poi si può approfondire, c'è un sacco da leggere, c'è un sacco da analizzare, quindi non pretendo di esaurire nel mio intervento di stasera tutto quello che si deve dire, ma dare degli spunti. Da questo quadro deriva tutto il resto. Non perché bisogna rimanere solo sul teorico, anzi bisogna poi agire la non violenza, agire la pace, agire il disarmo, ma perché se tu le cose non le fai in un quadro collettivo di scelte e di direzione, tu puoi essere bravissimo, puoi fare tutto benissimo, ma non serve. Quindi faccio un esempio, anche questo molto alto, il film Alla ricerca di Nemo, un cartone animato che chi è padre, madre, nonno, nonna sa, a un certo punto ste sardine o pesci, non so che cosa siano, cercano di scappare dalla rete, ma ognuno va in direzione diversa. A un certo punto Nemo gli dice andate tutti in giù e riescono a ribaltare la barca. Con questo alto esempio voglio farvi capire che è ovvio che poi nella vita personale conta quello che scegli tu, che scelgo io, che scegliamo collettivamente nelle realtà vicine. Non possiamo essere connessi alla mente di 7 o 8 miliardi di persone, ma se non lo fai nel quadro, in un quadro positivo, non hai il risultato. Un altro esempio, se siamo in 5 sul campo di basket, io sono un giocatore di basket, ma ognuno fa gli schemi come vuole, canestro non lo fai mai, e la partita non la vinci. Quindi è fondamentale, e poi arriviamo nel caso invece a delle sollecitazioni più anche pratiche, quotidiane, però è fondamentale che tutto quello che facciamo, che decidiamo di fare, il pezzettino di pace positiva che decidiamo di portare avanti, sia inserito in questo concetto. La pace deve essere positiva, la pace deve essere collettiva e sociale, fatta di istituzioni e scelte politiche, e la pace è un cammino continuo di miglioramento. Allora, guardo se vi vengono delle domande venite assolutamente, però riprendo alcune cose che sono venute sempre dai laboratori. Mi collego bisogna costruire delle istituzioni di pace. E l'immagine che mi veniva era una delle idee, no, che proponevano, era quella di fare un'ora a settimana di discussione sulla realtà. E per me era una richiesta, l'abbiamo letta così, una richiesta di strutturazione e organizzazione all'interno della vita scolastica di un momento in cui l'azione, come dire, che già loro vedevano importante individualmente, cioè di cercare di informarsi e di capire le informazioni utili per leggere la realtà, le diverse prospettive informative, dicevano però non possiamo farlo da soli. E quindi chiedendo la possibilità di fare un'ora a settimana in cui ci si ferma, si lavora, sai, educazione civica, è un'istituzione della pace. E mi collego qua proprio anche rispetto al tema dell'informazione, no? Perché c'è informazione e informazione, no? E un mio maestro dice ancora, un conto sono i dati e un conto sono le informazioni. I dati sono le cose oggettive o che noi leggiamo. Le informazioni sono i significati che attribuiamo a quei dati, e riflettere insieme sulle informazioni è qualcosa che costruisce la pace, no? Che direzione, come vogliamo riempire? Rispetto al tema dell'informazione, di leggere i dati,
anche la vostra esperienza sia sulle banche armate piuttosto che la campagna Sbilanciamoci, eccetera, eccetera. Cosa ci puoi dire e consigliare anche agli studenti? Poi arriviamo alla vostra idea, questa dell'ora così, però partiamo dall'ultimo pezzo. Io vedo che in questa fase, allora, continuo a premettere, sono mie esperienze, non è la verità assoluta definitiva, criticabilissime, e sono parte di un pezzo, no? di un'attività. Mi informo poi su altre cose, però il mio ambito di esperienza, di competenza è spese militari, export di armi, sistemi d'arma, disarmo, pace e pace positiva. Nel nostro tema il problema è che non ci sono nemmeno i dati. Adesso non abbiamo tempo perché non è un intervento lungo, ma io faccio sempre una cosa in tutte le mie conferenze quando poi si parla di spese militari, economia, di guerra, economia di pace, così. Non lo facciamo in questo momento, però vi riporto l'esperienza ormai di 4 anni in cui faccio sempre questo esperimento. Chiedo alle persone che mi stanno davanti, per alzata di mano, di dirmi, secondo loro, secondo quanto percepiscono dal telegiornale, dal giornale, dai media, le cose, quant'è il peso economico dell'industria delle armi in Italia. Qualcuno mi dice oltre il 15% del PIL, qualcuno mi dice un po' di più, dal 10 al 15%, quasi tutti mi dicono dal 5 al 10%, qualcun altro dal 2 al 5%, pochi dall'1 al 2%, nessuno, se non in 2 casi, meno dell'1%. Ma la risposta è meno dell'1%. L'industria militare italiana non conta quasi niente economicamente, ma la percezione che ne abbiamo sui giornali è che sia una roba per cui, cavolo, è brutto fare le armi, è una roba un po' mica bella, però non possiamo mica andare a carte 48, saltare per aria. Quindi su questi temi mancano proprio i dati, neanche l'informazione. Noi non è un caso che come Azione di Rete Pace e Disarmo abbiamo messo in pista tutta una serie di pezzi di lavoro che è analisi e informazione. Abbiamo costruito nel 2017 l'osservatorio Milex sulle spese militari, che dà i numeri della spesa militare italiana, quanto spendiamo, quanto non spendiamo. Con questo numero poi uno si può costruire l'informazione che vuole, perché uno può dire è troppo poco. Quest'anno l'Italia, 2026, spenderà quasi 34 miliardi di euro di spesa militare, più di 13 miliardi di euro per comprare nuove armi. L'acquisto di nuove armi negli ultimi 5 anni è aumentato quasi del 70%. Vorrei sapere quale altro investimento pubblico è aumentato del 70% in 5 anni. La spesa militare italiana è aumentata del 45% negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 25 anni la spesa militare globale è più che raddoppiata. Siamo a livelli molto più alti di quelli che pagavamo alla fine della guerra fredda. Eppure, e questo l'ho detto anche l'altro giorno in un'intervista per Vatican News e per Radio Vaticana, la spesa militare mondiale è raddoppiata, ma le guerre sono di più, le vittime sono di più, le vittime civili sono di più. Quindi abbiamo già testato l'idea che se vuoi sicurezza deve avere più armi, e non funziona. Il problema è che l'articolazione del successivo, delle idee, delle proposte può anche essere divergente. Uno mi può dire no, ce ne vogliono ancora di più di armi, ma almeno dobbiamo partire dal dato. Invece per anni è stato occultato il dato. Perché? Perché dava fastidio dire che compravamo sempre più armi. E quindi ci siamo inventati le missioni di pace, le assetti per la sicurezza, che poi sono i carri armati o i cacciabombardieri. Allora, c'è quindi questo primo elemento. Oggi come oggi su queste tematiche si fa fatica ad accedere al dato, all'informazione. E quindi anche noi, come organizzazioni, che storicamente siamo state organizzazioni di proposta, di mobilitazione, di campagna, di proposta politica, abbiamo dovuto anche trasformarci, e questo io sono stato contento perché secondo me è un elemento fondamentale, forse la mia mentalità scientifica è servita in questo senso, siamo dovuti trasformare in studiosi, in ricercatori. Nella nostra rete di pace e disarmo c'è l'osservatorio sulle armi leggere di Brescia, l'istituto di ricerca archivio di disarmo di Roma, ci sono gli istituti di ricerca legati alle campagne internazionali. Tu devi sapere le cose. Disarmo nucleare? I nostri sondaggi ci dimostrano che la grande maggioranza degli italiani e delle italiane vorrebbe l'adesione a quel trattato che vi dicevo prima e soprattutto l'eliminazione delle armi statunitensi dal nostro territorio. Solo che solo il 50% degli italiani sa che in Italia ci sono armi nucleari.
non ce l'avete neanche distantissime qui ad Aviano, io non ce le ho distanti e oggi pomeriggio ci sono passato di fianco perché c'era la 4 intasata a Ghedi, in provincia di Brescia, e in passato avevamo dei missili. Vicino a Vicenza c'erano le mine nucleari, che erano pensate per dire se il patto di Varsavia sfonda sulla Sacca di Gorizia o viene giù dal Cadore, noi tiriamo delle bellissime bombe sulle città italiane, bombe nucleari, mine nucleari. Un ex generale una volta mi ha detto: stavamo facendo un addestramento NATO col comando Bruxelles, una finta guerra, e a un certo punto dal comando arriva l'ordine: tiriamo una bomba nucleare su Udine. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: finiamola qua, perché se l'addestramento che io devo fare per difendere l'Italia prevede che io debba bombardare nuclearmente Udine, stiamo sbagliando qualcosa. Un generale me l'ha detto, non un pacifista con la bandierina. Ma queste cose si devono sapere. Cioè, se il 50% degli italiani non sa che abbiamo armi nucleari sul nostro territorio e non sa che ci sono dei piloti italiani che si addestrano a usarli, degli aerei italiani che si addestrano a usarle, uno può dire: io sono contento, benissimo, ma almeno devo saperlo. Allora, questo è un elemento complicato, perché purtroppo io ho un po' il dente avvelenato con i giornalisti mainstream, non tutti, ho tanti giornalisti e anche io scrivo su giornali, perché invece si è persa l'idea dell'informazione come dare elementi ai cittadini e alle cittadine di capire quello che succede, di sapere com'è la situazione e poi di prendere le proprie decisioni. Perché è più facile, è uno dei due meccanismi con cui si cerca di uccidere la partecipazione sociale e collettiva. Il primo è quello: non ti do le informazioni, e quindi uno dice: vabbè, ma se io non so niente, come faccio a decidere? No, lascio fare a qualcuno che lo sa. E qui si va verso il governo dei pochi, dei saggi, che in realtà è il governo di chi vuole mantenere il potere. Il secondo modo con cui si distrugge la partecipazione, e soprattutto ha distrutto la partecipazione dei giovani e delle giovani, è quello di continuare a ripetere, ne parlavamo prima: ma tanto non cambia niente, tanto quello che fai non serve a niente, ma pensa per te, tanto non pensare agli altri. E questo è cambiato molto, io l'ho percepito. Io sono cresciuto in una generazione che ancora si sentiva ripetere: fai qualcosa per gli altri, impegnati tu, dobbiamo dare, cioè, e quindi è chiaro che se tu te lo senti, chi più chi meno lo si fa. Ma se il refrain, il ritornello è quello: fregatene, frega gli altri, fatti i fatti tuoi, a un certo punto uno ci crede. Viene frustrato molto questa partecipazione che è fondamentale. L'aspetto dell'informazione c'è. Io non ho risposte neanche lì e non credo che molti mi dicono: dobbiamo creare un nostro giornale, dobbiamo creare una nostra televisione. No, io credo che esistano già gli strumenti. Io credo che dobbiamo connetterli. Serate come questa, approfondimenti che facciamo online, la serie di televisioni, di settimanali, anche diocesani, sono fondamentali perché sono anche più vicini alla gente. Certo, non avremo mai il potere d'impatto di chissà che network, però intanto noi stiamo anche parlando di questioni che non si risolvono in uno slogan. Sì, lo slogan può servire per la campagna. Tu hai parlato di banche armate, benissimo, abbiamo saputo proprio ieri che il governo riprenderà la sua iniziativa per modificare la legge sull'export di armi. Tantissime organizzazioni cattoliche e laiche si sono messe insieme per fermare questa cosa in una campagna che si chiama Basta favorire i mercanti di armi. È chiaro che quello è lo slogan: basta favorire i mercanti di armi, ma dietro devi avere i dati, gli elementi, le informazioni, e siamo stati noi a sempre dare i dati sull'export militare italiano, su quali sono le banche coinvolte. Sta per uscire il nostro nuovo report Zero Armi a riguardo. Quindi vi invito ad andare sul sito della rete, rilanciare la petizione, sostenerci, perché se una delle iniziative, uno dei punti di questo disegno di legge governativo è cancellare la tabella delle banche armate. Cancellarla, attenzione, non scriverla diversamente, non migliorarla, no, cancellarla. Che senso ha secondo voi un'operazione di cancellazione integrale di alcune informazioni? Quello che vi dicevo, non far attivare. Perché in tutti questi anni, quando la gente sapeva che magari la propria banca era coinvolta nell'export di armi, magari verso paesi dove c'è un conflitto, diceva: vabbè, io me li tolgo i miei soldi. E questa piccola cosa, fatta da poche centinaia di persone in tutta Italia, si è sentita, perché io andavo alle riunioni col governo che ci diceva: potreste finire quella campagna, perché le aziende si sono lamentate. Benissimo, vuol dire che funziona. Ed è una cosa fatta da 1.000, 2.000, 3.000 persone in Italia, non 30.000, 300.000 o 3 milioni.
C'è un bellissimo libro che consiglio, poi ne parliamo un'altra volta se volete, sulla l'efficacia della non violenza nei conflitti e l'efficacia della non violenza nella trasformazione del conflitto sociale sia in situazioni di guerra che no. C'è una ricerca fatta da Erika Zenoweth, che è una ricercatrice professoressa di Harvard, che ha preso tutti i cambi di governo, le rivoluzioni politiche dal 1900 al 2016 e ha dimostrato che quelle fatte in maniera non violenta funzionano per il 50% dei casi, quelle fatte in maniera violenta per il 23%. Non solo, le rivoluzioni e i cambi politici fatti in maniera non violenta durano di più, perché non sono fatti per distruggendo quell'altro, ma sono fatti per cercare di costruire una società collettiva. E nelle sue ricerche lei dimostra che un cambiamento, e quindi questo ci fa sentire meno impotenti in un certo senso, un cambiamento non violento è possibile quando si organizza in quella direzione il 3,5% della popolazione. Il 3,5%, non il 30%, non il 60%, non l'80%. Il 3,5%, se fatto bene, se indirizzato bene, perché voi credete che tutti quelli che partecipavano al percorso di Mahatma Gandhi erano la maggioranza degli indiani? Pensate che la non violenza organizzata da Martin Luther King negli Stati Uniti per i diritti civili fossero tutti gli afroamericani o comunque una buona parte della popolazione statunitense? No, ma è stata fatta in maniera preparata. Ecco, quindi l'informazione diventa subito formazione. Quindi le storie dobbiamo raccontarle bene. Quando vi raccontano la storia di Rosa Parks, sembra sempre che quella povera donna fosse una stanca quel giorno, dice no, io non ci voglio alzarmi, che sono stanca. Rosa Parks era un'attivista che si stava formando da 3 anni a quel momento. È una scelta oculata del momento, del luogo, del tempo, perché la non violenza è anche una pratica, è anche una tecnica, va preparata. Non è che arriviamo e diciamo, oh, siamo non violenti, la pace la risolviamo. Bisogna studiare, bisogna imparare, bisogna informarsi. Finisco con la sollecitazione. Sì, benvenga, io non sono un operatore della scuola, non so se si può fare, come si può fare non è compito mio. Il compito nostro è quello di proporre dei moduli sull'educazione alla pace, la non violenza, che facciamo in tante scuole, in tante situazioni. Però è chiaro che una cosa del genere sarebbe utilissima, e vi dico la verità, anche se non strutturata. Cioè non c'è bisogno del professore che arriva e spiega le cose. Secondo me basta metterli 4 giornali ai ragazzi e dire arrangiatevi, che già sarebbe una cosa bellissima, perché magari si dice no, di più mia figlia mi riferisce, no? Che ovviamente quando discutono delle cose lei fa la quinta liceo classico, c'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra, giusto di qua, giusto di là, va benissimo tutto, ma già il fatto che dei ragazzi e delle ragazze discutano di quello che succede in giro per il mondo o attorno a loro anche, perché poi non c'è bisogno neanche di andare lontane, situazioni problematiche, situazioni che richiedono una riflessione, ci sono a Oderzo, ci sono a Vittorio Veneto, ci sono anche vicino, non è che bisogna andare per forza nei luoghi di conflitto conclamato. Sarebbe bellissimo. Dicevamo sempre prima a cena, ricordando Don Bruno Maggioni, biblista della diocesi di Como, che ha fatto ci ha fatto tanti ritiri, eccetera, che lui ci diceva sempre, e questo è uno stimolo, no? A 15 anni sentirsi dire una cosa del genere, ragazzi, voi dovete tenere sul comodino il Vangelo e il giornale, perché il Vangelo senza il giornale è solo un esercizio così astratto, teorico, lo devi incarnare, ma il giornale senza il Vangelo non ti fa capire direzione. Poi uno può sostituire il Vangelo con altre cose, no? con un proprio percorso spirituale, un proprio percorso ideale, va benissimo. Ovvio, quello era un contesto di un ritiro spirituale per i ragazzi della parrocchia, non poteva dire il capitale o il Corano, no? Però il punto è quello, cioè noi dobbiamo mettere insieme le due cose, l'idealità di pace positiva e la quotidianità, le cose che succedono, perché se no facciamo solo della teoria. La teoria è facile, parole. Il discorso di ragionare, di discutere, di confrontarsi su quello che succede e cercare di sortirne tutti insieme, come diceva Don Milani, è sicuramente fondamentale e cruciale. Per farlo bisogna avere le informazioni. Non è un caso che, ma noi non ci lamentiamo troppo e usiamo altri percorsi, che negli ultimi 3-4 anni, proprio quando, come è stato detto anche dalle ragazze prima, la pace è diventato un tema che prima veniva considerato un orpello, no? Quasi
una cosa culturale, di nicchia, tipo, vabbè, parliamo di meridiane stasera e di come sono costruite, oppure sì, ma i papiri egiziani del V secolo a.C., no? Cioè roba del genere, la pace lo fai dopo, no? È un vezzo. Adesso invece è diventata la pace, cos'è la pace giusta, la guerra e le armi e il riarmo e tutte queste cose sono diventate cruciali. E noi come realtà organizzate, che abbiamo sempre avuto comunque un certo spazio, siamo spariti, soprattutto dalla televisione. Manteniamo ancora degli spazi sui giornali, perché alcuni giornali ci fanno scrivere o ci intervistano, ma dalla televisione siamo spariti. Perché? Perché portiamo una visione diversa, una visione alternativa, e la portiamo in maniera informata. La portiamo in maniera informata, cioè uno può non essere d'accordo con me, legittimo, però non mi può dire non sai le cose, non dici le cose. Mi ricordo la prima audizione che ho fatto in Commissione Difesa alla Camera, ma tu sei rete disarmo, allora eravamo ancora rete disarmo, cosa vieni in Commissione Difesa? Tu cosa c'entri con la Commissione Difesa? Dopo l'audizione, quando mi chiedevano, ma tu questi dati dove li hai presi? Guardi, da quel libro lì che voi non avete letto, quel documento che avete sul tavolo, eccetera, nessuno si è mai più permesso in 20 anni di dirmi tu non puoi venire qua a dire le tue cose. Magari me le criticano, legittimo. E quindi evitare che ci sia l'alternativa, che si possa fare, che si possa pensare anche una strada diversa, è oggi la strategia che viene messa in pista da chi non vuole un percorso di pace disarmante e disarmata e non vuole istituzioni di pace. Perché? Perché la guerra è più facile, per parafrasare Hannah Arendt che parlava di banalità del male, c'è la banalità della guerra. La guerra è banale, è facilissima. Tu sei cattivo, io sono quello buono. Voi avete mai letto qualche governo, esercito scrivere noi siamo i cattivi che vogliamo conquistare? No, siamo i buoni che andiamo a salvare, siamo quelli che vogliamo difendere le persone, l'operazione militare speciale per liberare, sempre così. Tutti, pure i nazisti scrivevano Gott mit uns, Dio è con noi. Non c'è mai stata una storia di uno che ha detto io sono il cattivo, ok? Gli altri sempre sono cattivi e gli altri sono sempre disumani, sono dei mostri. Si evocano cose tipo sono i troll, sono quelli di Mordor, no? Con il Signore degli Anelli. Ancora adesso, se ci pensate, per fortuna, grazie a istituzioni di pace, questa cosa è superata, ma nella Marsigliese, nell'inno francese, e vi ricordo che francesi e tedeschi si sono massacrati dai figli di Carlo Magno in poi, invece poi abbiamo costruito delle istituzioni di pace che hanno fermato questa cosa, ma ancora adesso nella Marsigliese c'è la frase sentiremo fino alle nostre case muggire i loro soldati. Muggire non è una scelta a caso questo verbo, non gridare, non urlare, muggire. Muggire, chi è che muggisce? Un animale, non un uomo. Quindi la guerra è facile, è banale, io sono il buono, tu sei il cattivo, e non c'è assunzione di responsabilità nella guerra, mai, tranne in quelli che anche nella guerra hanno saputo mantenere una coscienza, ma è diverso, ma nel concetto di guerra non c'è. Invece la pace è più difficile, più complicata, perché non ha una soluzione. Non ho la bacchetta magica, non so cosa dirvi, cosa fare. Dipende dalla situazione, dipende dal contesto, dipende dalla costruzione artigianale della pace. E quindi evitare che ci sia informazione, dati, evitare che ci sia anche solo un'idea diversa, ma potremmo fare così, oppure che vi si dica, come vi ho detto io prima, le spese militari sono più che raddoppiate, quindi ci siamo già armati tanto, eppure la pace non è arrivata, eppure la sicurezza non c'è. Non è vero che la sicurezza arriva dalla forza, anzi tutti gli studi dimostrano il contrario. Più ti armi, più il vicino si mette paura, si arma anche lui. E allora io mi armo di più, allora tu ti armi di più. In tutti i contesti, dal piccolo villaggio africano dove arrivano due con la pistola e quel villaggio è quello che viene poi distrutto perché attorno hanno paura, ai grandi contesti globali generali. D'altronde nello stesso Vangelo c'è il passo in cui c'è l'uomo bene armato con la sua armatura che pensa di essere tranquillo, poi arriva uno più forte di lui, gli strappa l'armatura nella quale confidava, ne fa spoglie e se la porta via. E se ci pensate, e qui chiudo, visto che all'inizio si è detto di un luogo storico, proviamo a usare la macchina del tempo e arrivare qui quando è stato fondato questo collegio. E dire a chi incontrate per Oderzo, noi questa sera siamo usciti di casa alle 8:30 di sera, siamo andati a sentire uno che ha detto un po' di stupidate, siamo tornati a casa, ma di notte eravate tutti armati? No, nessuno di noi era armato. Eppure noi oggi ci sentiamo molto più sicuri qui adesso di quanto si potessero sentire 130 anni fa coloro che giravano per gli stessi luoghi. E l'abbiamo costruita questa sicurezza maggiore togliendoci le armi. Perché noi siamo, nella storia d'Italia, per dire,
la generazione, la situazione meno armata personalmente della nostra storia d'Italia. Tutti gli altri erano armati più di noi prima, eppure erano molto più sicuri. Come mai? Perché forse non è vero che la predisposizione o la disponibilità a essere più forti personalmente sia la sicurezza, porti alla sicurezza maggiore. La sicurezza maggiore ce l'abbiamo perché ci fidiamo, perché abbiamo costruito una struttura sociale in cui c'è fiducia. E ovviamente questa va minata. Se voi, chiudo, scusate, ma su queste mi dilungo un po' perché credo che siano fondamentali. Se voi andate a prendere i giornali o le televisioni, sempre a proposito di informazioni, pensate che viviamo nella giungla, quasi. Sapete quanti sono gli omicidi ogni anno in Italia? L'anno scorso record storico, in negativo, meno di 300. All'inizio degli anni 90 erano 1200. Sono sempre 300 omicidi di troppo, è una cosa drammatica, devastante, però non siamo in una società sempre più violenta, al contrario, siamo in una società sempre meno violenta strutturalmente in un certo senso. Invece quello che si percepisce è, oddio, devo tenermi la pistola sotto il cuscino, perché se no, cosa succede a tenersi la pistola sotto il cuscino? Che aumentano gli omicidi nelle mura domestiche, soprattutto i femminicidi. Questi sono dati, sono elementi. Negli Stati Uniti, paese con la maggiore diffusione di armi, i soli omicidi per arma da fuoco, non tutti, i soli omicidi per arma da fuoco sono 34.000 all'anno. E vabbè, ma loro sono molti di più, 6 volte. Quindi fate 300 per 6 e fate il paragone. L'Italia in Europa è uno dei 3 paesi con minore tasso di omicidi per 100.000 abitanti. Abbiamo risolto il problema? No, ma non siamo nella giungla. Allora, l'informazione o la disinformazione sono strumentali a far prendere delle scelte verso istituzioni di pace o istituzioni di guerra, che vuol dire istituzioni di disuguaglianza. La disuguaglianza è la maggiore nemica della pace. Volete costruire pace? Riducete le disuguaglianze. Perché se la gente sta bene tutta e si sente piena di diritti, non porta il conflitto a un livello di violenza. E noi avremmo potuto farlo. Ho scritto per Avvenire all'inizio dell'anno un articolo in cui riportavo questo documento delle Nazioni Unite che dimostrava che se noi avessimo usato una parte, cioè se le avessimo usate tutte, avremmo ottenuto tutti gli obiettivi di sviluppo del millennio. Niente più fame, niente più sete, sanità per tutti, istruzione per tutti, accesso all'acqua per tutti. Nel mondo, per tutti, Ma anche se avessimo deciso di fare solo il 20% delle spese militari negli obiettivi di sviluppo sostenibile, avremmo garantito queste cose ai paesi con basso e medio reddito. Quindi mantenere le disuguaglianze, i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, è una strategia di istituzioni di guerra. Quindi informarsi su come evitare le disuguaglianze è cruciale per costruire la pace. Grazie a Francesco. Intanto gli stimoli sono tantissimi, i temi di dibattimento che magari avete in testa, volete chiedere. Adesso apriamo un momento di confronto anche con tutti voi. Non abbiamo il gelato, microfono portatile, quindi alzate la mano e vediamo di avvicinarci qua, grazie. Sì, mi avvicino. Prego, può venire qua per piacere. Grazie. Devo stare anche là. Niente, io l'ho sentito ancora lei parlare a Radio Cooperativa con Don Albino e queste sono sempre queste le cose che vanno ripetendo ma che difficilmente entrano nelle persone, non so, non ascoltano, non vai. E nella situazione attuale dove le istituzioni che dovrebbero cercare di allargare e tenere la pace come l'ONU stanno scomparendo perché sono stati tolti gli aiuti, le necessari per portare avanti. Io non vedo chiaro davanti, ecco. Vedo grosse difficoltà, vedo che l'uomo è sempre uguale, sta buono un periodo perché ha preso delle buone bastonate e
ricade. Adesso non lo so che risposte si possono dare. Grazie. Raccogliamo un po' di domande. Può venire, grazie. Buonasera professore, prima di tutto grazie per quello che ci ha detto, soprattutto portando la sua esperienza, però mi chiedevo una cosa, no? Notavo, almeno personalmente come filo conduttore, fra le tante cose che ci ha dato stasera, tra le tante suggestioni, notavo come punto, credo, uno degli aspetti fondamentali appunto sia l'informazione che poi porta anche alla formazione. Però mi chiedevo questo, no? Lei diceva giustamente dobbiamo informarci, dobbiamo andare a cercare le fonti prima di dire qualcosa, prima di parlare, come lei ha detto quando è andata alla commissione in Parlamento, si è informato bene, quindi dopo ecco, ha studiato le cose così come i fatti come stavano e dopo giustamente non gli hanno detto più niente, no? Però pensavo questo, siccome l'informazione a tutti i campi può essere quella giornalistica, quella sui social, quella, credo che sia oggi, come forse sempre, abbastanza pilotata, no? Ogni giornale ha il suo editore di quella parte, di quell'altra parte. Quindi la domanda è questa, la faccio breve, no? Come possiamo cercare l'informazione, tra virgolette, più vera, quella settica, quella dove non ci sono interpretazioni, dove non ci sono qualcuno che la piloti, delle correnti, ecco, come si fa? Perché io questa domanda me la faccio da anni, no? Mi piace ascoltare tanto i telegiornali, anche leggere i giornali, però mi faccio sempre, ma alla fine un po' di verità dove sta? Perché, ecco, cercare la fonte più sana, ecco, come si fa a cercarla? Grazie. Grazie, raccogliamo altre domande. Sì, grazie. Buonasera, grazie della comunicazione. Lei ha parlato di pace come esperienza collettiva, no? Ha insistito su questo aspetto. Ora, io vengo da una storia personale, sono vecchio e ho fatto il servizio civile quando il servizio civile era obiezione di coscienza al servizio militare. Anche tu, scusa, anche lei. Faccio una domanda molto semplice. Che ne pensa dell'idea, della proposta di far fare oggi ai giovani di questo Paese e alle giovani di questo Paese un'esperienza di servizio civile, fra virgolette, obbligatorio, come momento di esperienzialità rispetto a un'idea di servizio al proprio Paese nei termini della pace, evidentemente, e della costruzione di un'ipotesi di questo genere. E la seconda domanda invece riguarda se ha modo di raccontare delle esperienze di difesa non violenta. Grazie. Se non ci sono altre domande, ripassiamo la parola a Francesco Vignarca. Grazie. Sì, grazie per l'attenzione e gli stimoli. Cercherò di dare non delle risposte, ma degli ulteriori elementi, diciamo così. Sì, non è facile vedere chiaro per il futuro. Io sono arrivato qua, c'era mezza nebbia, spero che adesso che devo ritornare a casa non ce ne sia di più, però ci sono arrivato. Credo che dipenda tanto da quanta voglia uno ha di arrivare. Ogni tanto la fatica, le frustrazioni, le difficoltà ti fanno pensare no, non ce la faccio, e lì sta a ciascuno di noi
anche in base al momento, perché non è che uno deve essere carico tutta la vita, ci sono dei momenti che dici basta, adesso devo occuparmi di me, della mia famiglia, ci sono mille modi. Però non bisogna mai perdere la speranza, così come non bisogna mai perdere la tenerezza, nel senso che è il sistema prevaricatore di guerra, la prima cosa che vuole fare è farti togliere, come lo dicevo prima, l'idea che ci sia un'alternativa, farti perdere la speranza che, anche se in una maniera difficile, c'è un'alternativa. Quella è l'unica resa, cioè quella sarebbe la resa finale. Invece noi dobbiamo essere portatori di speranza, anche in un momento di difficoltà, anche in un momento in cui tutti dicono la pace si porta con le armi, investiamo nelle armi, chi se ne frega dell'ambiente, chi se ne frega del futuro del lavoro, chi se ne frega delle persone. E noi dobbiamo comunque portare la speranza. Portatori di speranza è l'elemento che contraddistingue un percorso non violento. Poi chi ha la fortuna o il dono di avere anche una fede sa che siccome non dipende solo da lui o da lei, deve fare il suo pezzettino e quindi ci sarà qualcun altro che poi colmerà le lacune, non so se mi spiego. Però viene richiesto questo percorso. Mi permetto, anche se ci sono sacerdoti, vescovi, di fare un'altra citazione evangelica di un passo che secondo me è il più bello, uno dei più belli e anche dei più complicati e difficili, è chi vuole essere come me rinneghi se stesso, e questo per un egocentrico come il sottoscritto è complicato, però la frase successiva è prenda la sua croce e mi segua, non mi raggiunga, mi segua. Cioè noi nei percorsi per la pace dobbiamo tendere alla pace, la pace positiva, non siamo obbligati a ottenerla. Cioè, perché se no uno si sente schiacciato e dice io non sono mica Gesù Cristo, non sono onnipotente. Ognuno deve fare il suo pezzettino, deve dare il proprio contributo nella responsabilità ed è solo così che si ottiene. Non perché magicamente poi i pezzi vanno insieme del mosaico di pace, come diceva Don Tonino Bello, ma perché ognuno deve mettere il proprio pezzo al momento giusto. E questa è la vita, Tutti i progetti che avete fatto nella vostra vita, tutte le cose che avete fatto nella vostra vita sono nati così. Non di colpo avete ottenuto qualcosa, ma mettendo un pezzettino, lavorando insieme, facendo errori anche. Quindi capisco che sia complicato, capisco che siamo in un momento di ritorno, abbiamo sprecato delle occasioni, quello che abbiamo costruito dopo la seconda guerra mondiale per dire mai più invece ritorna, addirittura le armi nucleari le dobbiamo costruire come Europa, cioè ok, è così, c'è un sopra e sotto, non c'è una cosa conquistata per sempre, ed è il motivo per cui bisogna sempre impegnarsi. È il motivo per cui ogni conquista non deve essere data per certa, però deve essere anche apprezzata, perché noi oggi come oggi diamo per normali delle cose che non sono normali. Che noi viviamo in una democrazia non è normale nella storia. Che tutti sono riconosciuti con pari diritti, indipendentemente da età, sesso, religione, razza, non è normale nella storia. Che noi possiamo lavorare, ci pagano, abbiamo le ferie e abbiamo la sanità gratuita, non è normale nella storia, cioè non diamolo per scontato, sono state ottenute delle cose incredibili che quando non c'erano sembravano impossibili, ma vai, cioè se voi, sempre con la macchina del tempo di prima, tornate indietro di 150 anni, dite la schiavitù verrà abolita, ma sei scemo, è sempre andato così, ci sono sempre stati gli schiavi, poi ok, ci sono delle schiavitù indirette ancora adesso e va benissimo, però noi dobbiamo anche riconoscere i passi avanti fatti e mantenerci su questi, non darli per scontati e non cederli. Sull'informazione e formazione, anche lì non c'è una regola, come dire, perché siamo umani e quindi quello che io potrei dire oggi come oggi, quel sito, quel dato, noi stessi diamo delle informazioni che ci sembrano sensate e interessanti e domani spariamo le stupidate, cioè quindi credo che ricercare, confrontare e poi ovviamente andare il più vicino possibile alla fonte diretta sia importante, ma io credo che oggi non abbiamo problemi di arrivare alla fonte, abbiamo problemi di tutto quello che c'è attorno. Se prendete le polemiche degli ultimi giorni o settimane, io impazzisco perché ci sono, cioè, facciamo un esempio fuori dal nostro paese per non ingenerare magari polemiche più. Vi ricordate dei fatti gravissimi di Minneapolis, no? Cioè lì c'è un video che dice di questa povera donna che era attivista per le persone migranti,
peraltro, apro parentesi, chiuso parentesi, per farvi capire quanto la cosa viene da prima, io sono stato a New York marzo dell'anno scorso per alcune cose sulle armi nucleari, e fuori dalle chiese, in particolare fuori dalla Riverside Church, dove Martin Luther King ha fatto, secondo me, il suo più bel discorso Beyond Vietnam, in cui mette insieme il tema della pace e il tema dei diritti civili, c'erano già fuori i cartelli dicendo: questa è proprietà religiosa, se tu sei un agente federale devi identificarti prima di entrare. Cioè siamo tornati al Medioevo, in cui ci si entrava nelle chiese per avere il diritto d'asilo. Ma lì c'è un video di questa povera donna che si ferma e che dice a quello che le sparerà: io non ho niente contro di te, tipo vai in pace. Dopo 3 secondi questi la crivellano di colpi, e c'è stata ancora gente, anche ai massimi livelli dell'amministrazione, che dice: questa era una sovversiva che stava cercando di uccidere gli agenti. C'è il video, cioè lì non è questione di la fonte è evidente. Eppure è stata costruita attorno. Quindi oggi come oggi, secondo me, le cose si possono trovare, non sempre. Il problema è scremare da tutta la canea di discorso, di chiacchiericcio, di rumore eccessivo. Quello è la cosa più difficile, a mio parere, oggi da scremare. Se uno va a cercare, quindi, trova poi delle voci. E anch'io nel corso del mio tempo mi sono costruito siti, giornali, giornalisti singoli, giornaliste singole, di cui mi fido e che poi mi possono sempre deludere, però costruisci sull'esperienza una fiducia. Dal mio punto di vista, la cosa principale per la fonte, no, dell'acqua viva, come la fai a capire che è quella che ti dà un cambio, al di là delle informazioni, perché poi ciascuno può sbagliare, lo vedi dallo stile con cui viene data l'informazione. Cioè, se viene data per un contributo positivo, per una discussione, non in una maniera distruttiva. Cioè, anche noi, come ho detto prima, noi diamo i nostri dati, accettiamo che uno li valuti diversamente, e non ti scomunico perché li valuti diversamente, però ragioniamo sui dati. Cioè, c'è un modo di dare l'informazione che, indipendentemente dal valore o dalla posizione che uno ha, è comunque interessante perché ti dà degli elementi. È il motivo per cui negli ultimi anni ho fatto molta meno fatica, ad esempio, a confrontarmi, a dibattere con i militari piuttosto che con i politici o con gli stessi giornalisti, o giornalisti che hanno un'agenda magari e ti dicono le cose non perché te le vogliono dire, ma perché ti vogliono fregare. Cioè, anche perché un militare cos'è la guerra lo sa, e di solito la rispetta molto, no? Mentre chi la guerra non l'ha mai vista, non sa gli impatti che fa, facilmente dice: andiamo, arruoliamoci, prendiamo, mandiamo le armi. Sì, tanto poi sul fronte ci stanno gli altri, non ci sto io o i miei figli. L'obiezione di coscienza, sì, anch'io sono abbastanza vecchio ad averla fatta proprio come obiettore, uno degli ultimi, grazie a chi l'aveva fatta prima di me, che se l'è fatta più seria, o in galera, o in carcere, o in 2 anni, o senza poter uscire dall'Italia per 6 anni, perché magari non destinavano. Quindi, cos'è il problema? Una premessa che serve per la risposta. Grazie alle lotte degli obiettori di coscienza, che sono stati tanti, tra cui uno dei fondatori del movimento non violento, Pietro Pinna, ci sono stati 1000 esempi, nel nostro paese, e poi non solo nel nostro paese, vi dirò una cosa che magari non sapete, un'informazione, l'obiezione di coscienza è diventata non una concessione dello Stato, ma un diritto soggettivo del cittadino. Cioè all'inizio era lo Stato che diceva: sei un rompiballe, va bene, non fare il militare, ti faccio fare 2 anni, no, per punirti, però ti concedo di non fare il militare, che è un dovere. In realtà, se voi andate a leggere la Costituzione italiana, non dice che è un dovere fare il militare. All'articolo 52 dice: è sacro dovere del cittadino la difesa della patria. È l'unico punto nella Costituzione in cui si usa il termine sacro, quindi ci hanno pensato bene, ma è la difesa della patria, non c'è scritto la difesa armata della patria, c'è scritto la difesa della patria. Poi certo ci sono anche le forze armate che sono... Quindi piano piano con queste lotte si è arrivati a dire: è tuo diritto di poter difendere la patria, che è un dovere costituzionale, però senza le armi. Cioè non è più una concessione. E quindi arriviamo che quando si sospende la leva nel 2005 parte il servizio civile universale. Quindi prima ancora di parlare di servizio civile obbligatorio, io vorrei garantire il servizio civile universale. Ogni anno ci sono circa 100.000 domande e ci sono solo soldi per 50.000 ragazzi e ragazze che fanno fare il servizio civile.
se non arriviamo neanche a dire di sì a quelli che vogliono, non sono obbligati, che vogliono fare servizio civile, c'è un problema di fondi in particolare. Secondo, adesso sta ritornando l'idea della leva però. Il 5 marzo ci sarà il primo sciopero dei ragazzi tedeschi contro la leva obbligatoria. L'altro ieri la Slovenia, ha iniziato a dire leva obbligatoria per tranne le coscienze, cioè sta tornando questa idea. Quindi non sarà più un tema di vogliamo creare un servizio civile come momento collettivo, sarà un tema di garantiamo l'obiezione di coscienza a chi non vorrà arruolarsi? Questo si arriverà. E dobbiamo garantirla non solo perché nella giurisprudenza italiana si è arrivata a quello, ma anche perché nel 2011 l'Unione Europea ha stabilito che è diritto europeo il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Tanto è vero che alcuni paesi non sono potuti entrare in Unione Europea finché non hanno fatto delle legislazioni che garantissero l'opzione di coscienza. Ma anche in questo purtroppo l'Unione Europea sta tradendo i suoi principi e ad esempio in Lituania, dove si stanno rifugiando tanti obiettori bielorussi, siccome c'è questo sciovinismo, questa cosa, li vuole rimandare indietro. Quindi noi critichiamo Putin e Lukashenko, che sono dei dittatori, che vogliono mettere la gente sotto le armi per andare a invadere l'Ucraina. Quando abbiamo i ragazzi che scappano, ed è la prima cosa per non fare la guerra è non farla, e li vogliamo ributtare indietro, dove per gli obiettori di coscienza o per i renitenti o disertori c'è la pena di morte. Allora noi il tema non sarà più garantire un servizio civile universale, ma sarà garantire un servizio alternativo. Ed è qui che subentra una cosa che potete fare voi. Stiamo per rilanciare fra un paio di settimane, se tutto va bene in Cassazione, la campagna per una legge di iniziativa popolare sulla difesa civile non armata e non violenta, cioè su riconoscere a livello istituzionale, istituzioni di pace, un dipartimento della difesa non violenta. Perché se tu vuoi difendere la patria con le armi ti vai a arruolare, ed è legittimo, ma se io voglio difendere la patria senza armi, dove vado? Io che ho meno di 28 anni posso andare a fare il servizio civile, no? Ma voi, tranne loro. No, dove vado? Ma soprattutto, dov'è che lo Stato italiano sviluppa dei corpi civili di pace, degli interventi non violenti? Gli interventi non violenti, ce ne sono di esempi, anche nella stessa Ucraina c'è un bellissimo documento fatto da una realtà catalana, Novat, che dice che nei primi 6 mesi dell'invasione russa ci sono stati oltre 230 esempi di difesa non violenta fatti dagli ucraini spontaneamente, che hanno funzionato, hanno salvato le persone sono state salvate da interventi di difesa non violenta, improvvisata tra virgolette, figuratevi se venisse preparata. Io voglio quel luogo, voglio una legge che istituisca un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Tu pensi che si difende o si entra nelle guerre con le armi? Io penso di no. Dammi un luogo per farlo. Non sto chiedendo di abolire l'esercito, sto chiedendo un luogo di alternativa. Ed è stata osteggiatissima questa campagna, per cui ripartiremo con la raccolta firme, se avremo più di 50.000 firme la metteremo in Parlamento e poi chiederemo che venga approvata. E chiederemo all'interno di questa legge anche l'opzione fiscale, cioè la possibilità per ciascun contribuente di scegliere se i soldi li metto nella difesa armata o nella difesa non armata. Opzione, come c'è il 5 per 1000, l'8 per 1000, il 2 per 1000. Sono tutte cose, come dire, di civiltà basica, non stiamo chiedendo peace and love, mettete i fiori nei vostri cannoni. E noi siamo convinti che dopo questi esempi, dopo questi casi, e già ci sono state delle sperimentazioni di corpi civili di pace all'interno del servizio civile universale, una sperimentazione piccola, 9 milioni in 10 anni. Nello stesso periodo l'Italia ha speso 300 miliardi di euro in spese militari, tanto per fare il peso. Ma noi vogliamo questa cosa che è concreta. Perché? Perché permette esperienze, permette formazioni, permette a gente di andare a fare i corpi civili di pace. Già esistono, quelli dell'Operazione Colomba della Papa Giovanni XXIII, però sono piccole cose fatte da un'associazione. Noi vogliamo che sia istituzionalizzata la difesa civile non armata e non violenta, proprio per creare istituzioni di pace che poi possano favorire la pace. Quindi mi aspetto migliaia e migliaia di firme anche dalla vostra zona, quando andrete sul sito nostro troverete tutte le informazioni, faremo incontri, potremo rilanciare la cosa, ma è fondamentale perché è una risposta concreta, pratica, che mette insieme il personale, una cosa che faccio io, ma per una richiesta sociale, strutturale e collettiva, come dicevamo all'inizio, e per costruire quegli strumenti e istituzioni che poi davvero possono creare la pace. Ringraziamo davvero per l'intervento Francesco, siamo nei tempi, grazie, e ringraziamo tutti voi e diamo la parola a Don Andrea per
una sintesi e una chiusura di questa settimana sociale. Una sintesi è difficile da fare, non si può dire tutto in poco tempo, bisogna partecipare a tutta la settimana sociale con le sue articolazioni, come ha fatto il Vescovo, e lo ringraziamo per la presenza in tutte le serate. Mi permetto di dire alcuni aspetti che fanno parte in generale come considerazione sulle settimane sociali, i frutti di queste settimane sociali. Ogni tanto quando ci si trova a fare la verifica con il comitato organizzatore diciamo ma abbiamo organizzato, abbiamo fatto, ma questo che cosa ha portato nel territorio? Beh, voglio ricordare due frutti degli ultimi anni proprio, quello della settimana sociale del 2024, il tema era democrazia e partecipazione, è nata in quel contesto nel comune di Mareno di Piave con il quale avevamo collaborato per l'iniziativa, una consulta dei giovani che sta portando avanti dei progetti nel territorio che domani a Padova presenteremo come buona pratica. C'è un momento preparato dalla pastorale sociale del Triveneto domani sulla scia della 50ª settimana sociale di Trieste del 2024 e tutte le diocesi del Triveneto si sono impegnate a mettere in evidenza i frutti di partecipazione che ci sono nel territorio. Beh, noi presenteremo questa iniziativa nata grazie alla collaborazione in occasione di una settimana sociale, quella del 2024. Settimana sociale del 2025 proprio qui nello Pittergino Mottense ha fatto nascere un gruppo di lavoro con enti del terzo settore di questo territorio che è ancora in atto, sta andando avanti, quindi quest'anno non abbiamo preso ulteriori impegni se non quello di rilanciare e portare avanti la progettualità già intrapresa, per cui si sta cercando di ragionare attorno a progetti di bene comune, di rilancio del senso della gratuità, del volontariato, dell'impegno per gli altri, rivolti anche ai giovani. E quindi c'è un fermento, un lavorio che queste settimane sociali effettivamente sono capaci di portare avanti nel territorio. Anche quest'anno non è stato indifferente il numero di coloro che hanno partecipato a questa settimana sociale. Ringraziamo gli ospiti che ci sono stati, ma tanto per dire qualche numero, Pieve di Soligo eravamo un centinaio in sala, ma 890 visualizzazioni grazie alla tenda TV. E la seconda serata eravamo 140 a Vittorio Veneto, 1350 visualizzazioni sulla tenda TV. Vuol dire che circa, bisogna vedere effettivamente in che modo hanno visualizzato, ma circa 1500 persone per serata si sono appassionate, hanno cercato di mettere un po' di testa o cogliere qualche spunto da quello che stiamo dicendo in queste serate. Quindi questo è già un atto di speranza per dire che quanto stiamo cercando di realizzare e quello che vogliamo mettere un po' a frutto attraverso queste settimane sociali può avere una ricaduta nel pensiero e ci auguriamo anche nelle prassi del nostro territorio, come peraltro sta già succedendo. Per venire al tema di questa settimana sociale, la 23esima diocesana, userei una espressione che hanno detto le ragazze prima, o Angie forse diceva, rispetto al percorso che è stato fatto nelle scuole. La pace va riempita di esperienze, di significati, di senso, di scelte, di appartenenza. Con che cosa riempiamo la pace? Ma mi sono segnato un po' qualche parola chiave raccolta in queste 3 serate di settimana sociale. Va riempita anzitutto di responsabilità, ce l'ha ricordato proprio il Vescovo questa sera all'inizio con il suo saluto iniziale, dicendo che questa responsabilità non è qualcosa di pesante, ma traduco io, è un atto di libertà. Se non c'è la riscoperta della vertigine della libertà, ma anche del significato che la libertà ha come proprium dell'umano, non può esserci nemmeno una scelta di responsabilità. Un'altra parola che potremmo usare per riempire la pace potrebbe essere medietà, è una parola che viene dalla filosofia aristotelica come qualità delle virtù etiche che Aristotele poneva. Medietà che contrapporrei in qualche modo a quello che oggi viene considerata in tanti aspetti una mediocrità. Oggi si tende magari alla mediocrità in tanti aspetti, senza approfondimento, con superficialità, mentre invece occorrerebbe riscoprire la medietà. Medietà tra che cosa? Beh, tra valori e prassi, senza abbandonare una o convergere verso l'altra delle due polarità.
valori e prassi che hanno bisogno di illuminarsi reciprocamente. Quindi penso anche un po' a quello che è il senso del valore della parola, del dialogo, l'abbiamo visto nella prima serata e anche nella seconda sul tema della diplomazia, ma anche quello che è invece la prassi dal basso, così ce l'hanno ripetuta anche le 3 studentesse questa sera, cioè una capacità di mettere insieme sogni e segni, grandi ideali, ma anche i piccoli passi concreti nella partecipazione appunto dal basso. Abbiamo ripetuto in ciascuna delle 3 serate parole come artigianato della pace, scelte concrete, segni concreti che indicano la pace. Casa della pace, ci ha ricordato Monsignor Renna nella prima serata, la Chiesa, e anche noi siamo chiamati a essere casa della pace. Sia artigianato che casa dicono di cose spontanee, calde, delle relazioni quotidiane e prossime di ogni giorno, ed è qui che siamo rimandati anche noi ad intervenire. Una medietà tra, si direbbe con qualche linguaggio un po' sofisticato, escatologia e storia, diciamo pure fra cielo e terra, tra attesa di quella pace che è dono di Dio e compito che è quello di metterlo a frutto e costruirlo noi giorno dopo giorno. Se non c'è questa medietà tra storia ed escatologia, terra e cielo, forse si rischia di venire abbandonati o a uno spiritualismo che fugge dal mondo o a un senso di impotenza che ci toglie la speranza. Stare dentro questa polarità ci permette invece di riscoprire la speranza. Un'altra medietà potrebbe essere quella tra io e gli altri. Stasera è stata vista in molti modi questa polarità e anche questa tensione positiva tra io e gli altri, tra quelle che sono le scelte mie personali, si parlava anche adesso, l'obiezione di coscienza, non magari alla moda di Trump che dice io sono il criterio della scelta etica del bene vero, ma l'io come io libero e responsabile di una scelta per il bene comune, e senza contrapposizione tra io e altri, dentro quella riscoperta che è il noi, lo stare insieme, cioè quella realtà in cui l'alterità è preservata nella sua diversità, ma non diventa mai estraneità, quindi la capacità di crescere insieme, relazionarsi insieme, costruire insieme un clima che è quello della fraternità. Tornano le parole anche di Papa Francesco in Fratelli Tutti, e torna anche quella scelta collettiva, ma mai collettivista, di cui abbiamo parlato anche questa sera. Le scelte che faccio non sono soltanto scelte per me, ma sono scelte di responsabilità per il bene comune. Medietà, una prima parola che può riempire il concetto di pace. Una seconda parola che è ritornata tante volte questa sera è cultura, nelle forme della informazione critica, per esempio, o della raccolta di informazioni, o dell'istruzione, o della conoscenza, insomma quella capacità che ti permette di essere attrezzato per abitare, interpretare e costruire una civiltà. La pace è una scelta di civilizzazione che decide di essere contro ogni forma di imbarbarimento, di bruttura dell'umano degradato alle sue forme peggiori. E in questo senso questa sera si è parlato di capacità di inclusione, ma anche di forza della verità. Fare cultura vuol dire riconoscere la forza di una verità, di una parola che interpreta i significati del vivere e le riporta al loro vero significato. Un'altra parola che potremmo aggiungere tra quelle emerse in queste 3 serate, e anche stasera ribadite in più momenti, sono quelle che riguardano un po' la giustizia, la democrazia, il diritto, evitare le disuguaglianze. Si è detto è il fondamento un po' per imparare a costruire la non violenza e quindi la pace, le forme della non violenza stessa che decidono di essere forme alternative per difendere la patria, ma anche affermare quella giustizia, quella democrazia, quel diritto. O per dirla con i termini detti nella seconda serata, occorre non ricorrere al diritto della forza, ma alla forza del diritto, cioè la capacità non soltanto di imporsi con la violenza, ma appunto lasciar crescere quelle forme istituzionali che sono evoluzione delle forme culturali nel modo della democrazia e della convivenza pacifica e quindi anche della fraternità. Una quarta parola, medietà, cultura, giustizia. Una quarta parola che potremmo aggiungere per definire i contorni della pace potrebbe essere la fede.
è stata nominata diverse volte in queste 3 serate, è stata nominata nella prima serata con il riferimento alla Chiesa, con il riferimento a Papa Leone, Papa Francesco, è stata nominata nella seconda serata con il ricorso alla preghiera per la pace, ce lo diceva il professor Sosai, ma anche questa sera la forza della fede che diventa forza della coscienza. Una fede che illumina la coscienza e che permette alla coscienza di non imporre se stessa ma di cercare il bene comune. Quelle forme della fede che è stato citato l'altra sera nel documento di Abu Dhabi del 2019 hanno riconosciuto proprio le religioni come via per costruire la pace. Dicevano i relatori della seconda serata, non ci sono realtà che come le religioni in questi ultimi anni si siano spese per fare un esame di coscienza su se stesse e riproporsi come strumento per essere via di pace. Nessuna realtà politica l'ha fatto tanto quanto le religioni. E da quel documento di Abu Dhabi, firmato insieme dal grande imam Al-Tayeb ad Abu Dhabi, appunto insieme a Papa Francesco nel febbraio del 2019, da lì è scaturita nel 2020 l'enciclica Fratelli Tutti, che nel 7° capitolo riporta proprio le religioni come via per costruire la pace. Quindi riscoprire anche l'appartenenza alla propria fede come realtà per dare contorno e forma alla pace. Infine una quinta parola, o meglio un quinto concetto che è più di forma che di contenuto, è emerso proprio questa sera in uno dei passaggi, quando si diceva che la pace non è statica ma è dinamica, con quella citazione: chi vuol essere mio discepolo prenda la sua croce, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, con quel seguire. Quindi una pace che non si costruisce stando fermi, neanche pretendendo di essere come Gesù, ma semplicemente seguendo Gesù. Comunque una pace che è dinamica. Cosa vuol dire che è dinamica? Vuol dire che non è mai definitivamente piena, non è mai una pace totale quella che si può raggiungere nella storia. Non è nemmeno mai definitivamente acquisita, perché se è acquisita in un momento non è detto che lo sia in un altro. Ma che è dinamica significa anche che non è mai definitivamente perduta, che può essere sempre e comunque cercata e quindi sempre e comunque costruita, trasformando il conflitto non necessariamente in una contrapposizione, ma in una occasione di cambiamento, purché tutte le parti in causa siano disposte a cambiare e non pretendere di sedurre, cioè condurre l'altro a se stessi. Ecco, forse è questo un po' il compito che portiamo a casa da questa settimana sociale diocesana, quello di non perdere la speranza, di non perdere la fiducia, non di una pace perfetta, non di una pace piena, non di una pace acquisita una volta per sempre, ma una pace mai definitivamente perduta e quindi sempre possibile. Ecco, questo è un po' il compito che ci restituiamo e che anche nei territori, oltre che personalmente, possiamo provare a mettere in atto, anche dando corpo, strada, forma a quelle forme di settimana sociale, di impegno civile che già stiamo costruendo. Infine un richiamo al 22 febbraio, l'ultimo appuntamento di questa settimana sociale. Quest'anno è un evento più culturale, grazie alla compagnia della Luna Buona di Motta di Livenza, che a Conegliano il 22 febbraio alle ore 16 ci intratterà con uno spettacolo su Frate Francesco, tratto da Forza Venite Gente. Ci piaceva concludere quest'anno così, con un richiamo a San Francesco d'Assisi nell'8° centenario della sua morte. Un santo che ha vissuto la fraternità e quindi è per tutti noi testimone e incoraggiamento per costruire la pace. Grazie. Bene, allora ringraziando tutti voi per la presenza, Francesco Vignarca per il prezioso intervento e le ragazze Matilde, Lisa e Veronica e tutti gli studenti che, anche se non sono presenti qui, hanno contribuito alla preparazione di questa serata, e grazie a tutti voi, buona serata.